Io parlo a nome anche di Lavinia Martin e Fabio Martini, perché questa relazione pone l'accento in realtà su alcuni punti che per me sono abbastanza essenziali. Prima di tutto l'importanza degli archivi di cui ha già parlato Paolo Zambianchi. Qui abbiamo messo insieme, abbiamo intrecciato i dati di due archivi, di due fondi. L'uno è quello appunto di Ardito Desio, l'altro di Paolo Graziosi di Firenze, l'ultimo citato nelle pubblicazioni. E appunto Lavinia Martin del Museo Istituto Fiorentino di Preistoria e Fabio Martini hanno curato quella parte, mentre io mi sono occupata delle informazioni provenienti dall'archivio Ardito Desio. Appunto uno dei punti che abbiamo voluto sottolineare maggiormente è l'importanza dei dati provenienti dall'archivio. Poi la questione dell'impostazione della spedizione del K2, parzialmente, come ricordava sempre Paolo Zambianchi, più scientifica quasi che alpinistica, benché nella sua relazione risulti l'esatto contrario, pluridisciplinare, e quello che poi appare leggendo i suoi documenti è il ruolo che lui ha avuto in questa spedizione di grandissimo regista. Regista sia per quel che riguarda la spedizione alpinistica, lui si trovava al campo base, ma anche per quel che riguarda l'attività degli scienziati, che lui chiama le sue pattuglie, che lavorano invece in un territorio circostante. Io mi rifaccio ovviamente, mi rivolgo e mi concentro soprattutto sull'attività di Paolo Graziosi per competenza, perché Paolo Graziosi è un preistorico e un antropologo. Questa è la relazione che si trova all'archivio Ardito Desio, consegnata nel 1953, dove appunto lui scrive: accanto alla meta principale, la conquista del K2, la spedizione si propone di svolgere anche indagini scientifiche da parte di alcune pattuglie che opereranno però in forma del tutto indipendente dal nucleo alpinistico. Le indagini di carattere eminentemente geografico-naturalistico, poi vedremo che non sono solo naturalistiche ma sono anche antropologiche, serviranno a completare ed estendere verso ovest gli studi effettuati dalla spedizione del 29, come appunto ricordava Paolo Zambianchi. E chiude: anche questa attività che verrà svolta dalla spedizione servirà a dar lustro all'impresa, lasciando tracce in una serie di studi scientifici che verrà pubblicata al ritorno dalla spedizione. Questo è un punto essenziale, importantissimo per la ricerca, cioè la pubblicazione immediata, ed è un punto fondamentale legato a Paolo Graziosi, che fu uno degli ultimi a pubblicare i dati. Paolo Graziosi è quello che vedete ritratto qui. È ritratto all'ex convento delle Suore Oblate a Firenze, dove ancora ha sede il Museo Fiorentino di Preistoria e dove ha sede anche l'archivio. Non è ben chiaro come Graziosi e Desio si siano conosciuti. Sappiamo che erano legati da amicizia e sappiamo anche che erano legati da amicizia già ai tempi della Libia. Infatti questa è la lettera di risposta di Graziosi a Desio circa la proposta di Desio di partecipare alla ricerca scientifica sul K2. Dice: di ritorno dal mio viaggio in Libia, quindi, accetta con entusiasmo la proposta di imbastire un programma di ricerche nel Citral. E la sua intenzione, noi crediamo, perché non abbiamo trovato traccia di questo, noi crediamo che Desio abbia coinvolto Paolo Graziosi per le ricerche antropologiche. In realtà Paolo Graziosi è un preistorico, oltre che essere un esperto mondiale di arte preistorica, e quindi dice: farò le mie ricerche antropoetnografiche e anche quelle preistoriche. Poi fa un piccolo riferimento come post-scriptum alla fine della lettera: in Libia ho fatto dei ritrovamenti molto interessanti di cui ti parlerò a voce. Ricordando appunto la capacità di regista nella spedizione di Ardito Desio, riporto questa lettera di Desio a Graziosi. Potrai svolgere un lavoro molto interessante poiché ti preparerò la strada e potrai andare dove vorrai. E poi ovviamente porta i rallegramenti per le scoperte fatte in Libia. In effetti poi spulciando l'archivio si trovano molti dati
che documentano questo. Non ultimo questa lettera al ministro pakistano che annuncia la presenza nel territorio del membro della spedizione italiana in Karakorum, appunto Paolo Graziosi, che condurrà delle ricerche etnografiche. Poi qui i termini cambiano un po' in base alla lingua, ma vedrete che hanno una ragione specifica. Qui parliamo di etnografia, poi di antropologia, eccetera. Non abbiamo mai trovato in realtà un progetto vero e proprio di Paolo Graziosi sul K2 per la missione sul K2. Abbiamo trovato questa lettera in cui Paolo Graziosi parla del programma che ha immaginato svolgere in Karakorum. Quindi il suo programma è quello di studiare i Citrale e gli Unza, che sono delle popolazioni locali, e chiede di essere accompagnato da persone del luogo per fare queste ricerche e richiede poi la possibilità, o comunque segnala la possibilità di svolgere delle ricerche preistoriche nei depositi alluvionali o nel caso nelle grotte. Questa è un po' la reale che Paolo Graziosi intende perlustrare. E dal campo base del K2 Desio risponde, perché interviene continuamente nella spedizione scientifica di Paolo Graziosi, che non si incrocia mai con la spedizione alpinistica, tanto che lo dice in questa lettera. Giorni fa è arrivato il dottor Zanettin, reduce da un lungo giro per gli studi petrografici, e attendo a giorni anche il professor Marussi. Non chiede a Paolo Graziosi di arrivare al campo base. Gli suggerisce però, ancora una volta, perché interviene in maniera diretta proprio sulle spedizioni, forse perché si conoscono anche bene, non sarebbe male che ti prendessi qualcuno con te dei locali per svolgere le misurazioni antropometriche e raccogliere anche dei campioni biologici, ma soprattutto per fare tutte queste cose con le donne del villaggio. Ancora una volta interviene sempre sulla missione chiedendo se Paolo Graziosi ha sufficienti mezzi a disposizione per svolgere la propria ricerca. La questione del budget è un riferimento continuo, lo sa anche Paolo Zambianchi che ha spulciato l'archivio, ci sono continui riferimenti alle spese perché missioni di questo tipo per l'epoca erano impegnative anche dal punto di vista economico. Ma l'altro aspetto su cui punta l'attenzione è l'aspetto terminologico. Tu parli di antropogeografia piuttosto che di antropologia. La prima è menzionata anche nel piano regolare generale della spedizione che è stata inviata al governo, quindi una grande attenzione ai finanziatori. Abbiamo spedito una relazione, abbiamo parlato di determinate tematiche, devi attenerti a queste. Come ricordava prima Paolo Zambianchi, il 31 luglio alle ore 18 raggiungiamo il K2, dico raggiungiamo perché l'Italia raggiungerlo, ma gli scienziati continuano e Paolo Graziosi anche. Questo è un comunicato del CAI che lo dichiara. Scienziati proseguono le ricerche altri 2 mesi e tra questi scienziati c'è appunto Paolo Graziosi con il suo resoconto dei costi, ma anche con i primi contatti, una volta rientrato, con il ministro d'Italia a Karachi, in cui si dichiara appunto l'arrivo a Firenze delle casse dei materiali, e qui inizia la vera e propria ricerca, perché Paolo Graziosi ha raccolto una serie di informazioni che dopo va a studiare. In realtà la storia di questi bauli è molto complessa perché non l'abbiamo voluta trattare, perché è troppo complessa e troppo articolata, poco interessante, non tutte le casse arrivano, quindi c'è un continuo carteggio, un ricco carteggio tra Desio e Paolo Graziosi per il recupero di queste casse. Casse che contengono materiali decisamente molto interessanti. Eccoci qua. Materiali molto interessanti. Questa è una produzione litica datata a più di 1 milione d'anni fa. E
Interessante perché, allora, io ho parlato di Paolo Graziosi come di un preistorico, in realtà è un esperto mondiale di arte preistorica, di produzioni litiche non ne sa molto, raccoglie però molte serie litiche antiche in Pakistan, quella di Rivat che vedete centralmente, di cui abbiamo ritratto solo un oggetto, è in realtà quella più antica, e documenta le prime migrazioni umane dell'Africa in Eurasia. Attualmente è ancora una delle più antiche, superata solo come primato dal ritrovamento in Georgia del sito di Dmanisi. Quindi un risultato piuttosto eccezionale per quel che riguarda l'ambito preistorico. Desio era interessato all'aspetto preistorico, prima Paolo Zambianchi ricordava un sito in grotta pubblicato da Ardito Desio. In realtà Ardito Desio ha pubblicato anche dei materiali preistorici trovati in grotta, anzi lui riteneva fossero preistorici, probabilmente dai disegni non lo sono, ma i materiali sono andati dispersi. Questa carta che vedete di graffiti rupestri, carta di distribuzione di graffiti rupestri, in realtà non è Paolo Graziosi a mandarla a Desio, ma è Desio a mandarla a Graziosi. Vuol dire che è Desio ad aver individuato questi siti e chiede a Graziosi una sua opinione, mandandogli delle foto. Si tratta di incisioni fatte sul granito di animali e di arcieri. Ma la ricerca per cui Paolo Graziosi è ricordato maggiormente quella sui Cafiri. Ricordavamo che le spedizioni sul K2 sono numerose, non si fermano al 54. Qui Paolo Graziosi scrive a Desio e scrive anche per conoscenza al CNR, finanziatore, per ricordare appunto che si era recato al Karakorum anche nel 1955, non era riuscito a svolgere le ricerche antropologiche e chiedeva di poter ritornare per approfondire le ricerche. In realtà le ultime frasi raccontano molto di più, che è tipico di queste spedizioni, cioè l'antagonismo tra le varie spedizioni di varie nazionalità. Infatti lui dice: dato che missioni scientifiche straniere si sono recate e stanno recandosi negli stessi luoghi col medesimo programma scientifico, riterrei molto urgente la prosecuzione ed il completamento delle ricerche di qui sopra, ricerche di cui è inutile sottolineare l'importanza. Sì, un'importanza notevole perché i Cafiri già 70 anni fa erano una popolazione in estinzione, 1300 individui in un areale di espansione dei musulmani. Cafiri nella lingua locale significa miscredente. È una popolazione che viene ritratta da Paolo Graziosi, è una serie di immagini bellissime che non sono ancora state valorizzate completamente, che fanno parte dell'archivio di Paolo Graziosi. Non riesco a mandare avanti, eccoci qua, dove si vedono appunto uomini al lavoro, uomini nei vari paesaggi. Tutte immagini, ma non solo immagini, perché i Cafiri realizzano anche delle sculture in legno che vengono trasferite a Firenze e che ora fanno parte del patrimonio museale dell'unico museo nazionale di antropologia in Italia. Realizzano anche un filmato che non vi faccio vedere perché è piuttosto lungo, ed anche una mostra. Nel 1957 viene realizzata una mostra a Roma presso l'Ismeo, una mostra sui Cafiri a cui Ardito Desio non può partecipare, infatti manda un telegramma, e successivamente un'altra mostra a Milano. Concluderei questa relazione che attraversa i documenti di due archivi ricordando l'attenzione e la regia che Ardito Desio mette anche nella pubblicazione di tutti i dati, così come avevo detto all'inizio. Questa è una lettera che viene spedita da Ardito Desio a Paolo Graziosi, che ha scritto un articoletto per Epoca.
e dice: l'ho ricevuto, grazie, ho dovuto togliere tutti i riferimenti anche vaghi a questioni razziali. È molto attento ad evitare polemiche, è una cosa che ricordava anche Paolo Zambianchi, molto attento ad evitare polemiche. Il clima era piuttosto acceso, ma in realtà è molto attento alla pubblicazione, tant'è che, e questo è molto bello nel vedere due archivi messi a confronto, nell'archivio di Ardito Desio ci sono tutte le lettere di sollecito a Paolo Graziosi perché consegnasse le pubblicazioni, perché consegnasse i lavori, e nell'archivio di Paolo Graziosi queste lettere non ci sono. Sappiamo che Paolo Graziosi doveva essere continuamente sollecitato per scrivere e per produrre le pubblicazioni, ma evidentemente ha censurato nel suo archivio tutta questa parte. Molto importante perché di fatto consentiva alla spedizione di vivere. Grazie.